Pessima. Abbiamo, lo sentirete dai dati che vi vengono anche distribuiti, la situazione è veramente di un calo al di là delle aspettative. Crisi nera. Per le costruzioni, secondo l'ottavo rapporto congiunturale presentato oggi, il 2009 è stato l'anno peggiore. Investimenti giù del 10%, un calo produttivo del 9%, una riduzione degli occupati del 3,5%, come se avessero chiuso 2 Fiat. Peggio di tutti il comparto dell'edilizia residenziale, male però anche le costruzioni non residenziali pubbliche. I bandi di gara rispetto al 2008 si sono addirittura dimezzati. D'altra parte nemmeno il piano casa, attorno al quale si concentravano le speranze degli impresari, è decollato, un po' per colpa dei tempi lunghi, un po' per la diffidenza dei sindaci. Sì, non di tutti, sicuramente di alcuni sindaci. Io sarei un po'... Insomma, non è tanto colpa dei sindaci, è colpa un po' dell'abitudine, della struttura, della mentalità e molto responsabilità dei funzionari pubblici. Purtroppo molti sindaci non hanno mica letto la legge, l'hanno data direttamente ai loro uffici tecnici, i quali ovviamente l'hanno filtrata e aumentata di ancora pratiche burocratiche. Tra i capoluoghi, Treviso e Venezia sono i comuni che si sono dotati delle delibere più restrittive. A Verona invece il piano casa ha trovato spazio. Credo che Verona sia stata quella che ha fatto una delibera più aperta degli altri e poi con varie gradazioni e difatti a Verona il piano casa sta funzionando meglio che in altre parti del territorio veneto. In ogni caso, secondo le stime, l'impatto del piano casa sui livelli produttivi del 2010 sarà modesto, circa 124 milioni di euro. Per risultati più consistenti bisognerà attendere il 2012 o il 2013.